Staniello. Buonasera a te, come amo, aiuto. Andiamo bene, la vedo particolarmente pimpante, sarà il fatto che lei interviene un po' prima rispetto al suo solito. Come sempre perché piove, allora ci mi piadono poco prima delle mie gomme lisciano lupette, capito? Ho capito, Mastaniello. Senta, Mastaniello, ma di che anno è il suo lupetto? Ho 1440. Cioè, risale a prima della scoperta dell'America. Prima hai scoperto la me, scoprire prima il lupetto e poi a me. Va bene, Mastaniello, ma Giovaniello che fine ha fatto? Il l'uomo l'utro sta ancora basso, sai! Che stai facendo là base? No, c'è incontrato a base te lo caffè, non lo conosci perché io sono un fanzo da su. Con tanta gente che conosce a base tu, non è chi? Ma stare prima e fra magari prima e fatica. Chiamama Cocorono lo qui. Ma pure. Annibale Novelli, ha pigliato sto nome. Chissà dai, fa quello che fa vino. O novella. O novella. Ma prega, mamma non c'è. Ma non c'è la superiore. Ma pure. E chi la sa appena lupetto? Pronto? Pronto, buonasera, Novelli. Sì. Ah, signor, cerca Annibale. E lei chi è? E lei chi è? Scusate, subito sì domani. Sono un navigatore, signor Mastaniello, buonasera. Mastaniello? Signor, ci diciate volte buonasera, ma potessi magari rispondere. La maturità capa fresca? Cada volta, signor, io ci sono Mastaniello, mi sono presentato. Che siamo chiamando Annibale, che è famoso che è una grande scostumata, sanno per tutto. Lo so, Giovanni, ma perché non parla per bene, sta? Ma pure, mi fa parlare. Signor, in tutto questo bordello, ci sta Annibale, sì o no? Annibale! Fa. Io pensavo che stavo un coppo olifante, ma pensavo. Ma siete due cretini, coppo olifante in mamma, va bene? Signor, ma come mattina? Una scostumata! Ma se venite coppo o ciuccio, scusa. Chiamala da. Chiamala da qui. Non si capito, ma che modo sono? Ma io non lo so, A vedere poi. Perché questa ignoranza non conosco la storia. Ho fatto l'alifante. Il grande Annibalo, il generale nero. Chi lo là che ha maestrato l'elefante o circolo Orfeo? No, signor, circolo. Ma qui già cago poi. No, ma pure. Passiamo per pure, caro sto. No, purtroppo Annibale. Chi è? Ma insomma la moglie più scostumata che è sentata di sposare, dai, sono proprio. Chi è al telefono? Nata volta, insomma Mastaniello, lo frava che tu, stiamo venendo là, hanno c'era, voglio capire, state andando a casa, non ci sta, siete animale che siete. Mastaniello chi? Nata volta. A morire 10 volte, a morire. Senti, io non conosco nessuno Mastaniello. Senti, E altro, quindi mire con chi cavoli a parlare. Annibale, aspetta un secondo, ma chi sta Annibale? A furia sta cagata in aria per pigliare l'elefante, no? Ehi, Non capisci che è? allora, Annibale. Pronto? Chi è? Allora, non ci piace appazziare, ma facciamo le persone per bene. A ieri sera viete su facca se andate, no? Ma senti? Ma di chi ditta stai parlando? Ma chi stai scemo? Non fu scemo, fammi Allora, capire. fammi vedere. Annibale Novelli. Via Kennedy, non c'era superiore. Sei tu? Senti, chi ha il telefono? Nata volta. Madonna Ma io, ma sono Mastaniello, ti rimane roba coppo cambio, può capire che me ne scarica l'uomo, ma che c'è fa? Me la zia a casa la da Senti, vedi, con chi stai parlando, non lo so se è uno scherzo quello che è. Chiaro? Passami a moglie, dai. Te ne vuoi chi? Annibale! Sì, perché io non ti conosco. Annibale! Non Ehi! Va bene? Annibale! Ciao. Annibale! Chiamala da voi! Chiamala da Hai chiamato? No, vai giù, No, scusate, l'hai ma chiamato? è una Chiamala presa di da voi. posizione contro Annibale. Chiamamela da voi! No, niente contro Annibale, ma Esiste. ma chiamata. Ma chiamala da voi, non esiste che si attacca con telefono così. Parliamo seriamente però, Giovanni, prima di scaricare sta roba e non ci fa male. Pronta? Che sei la figlia di Annibale, oi? Finalmente una poccella per bene. Infatti sono la figlia di Annibale. Ah, come sta? Ma tu senti una cosa, ma come fai a supportare insomma anche lo scapocchio di patata? Cosa? Come fai a supportare sto rinfarduto di patata? Ah, io? Eh. Non so più che siete voi, il coglione cretino, impotente. Ehi! Oh, importante a me che tengo 5 figli, ma che stai dicendo? Vicino a Mastaniello impotente, che sei venuto a fare l'analisi? Ah, non lo so, lo dovete chiedere alla moglie. Non ci capi. Lo dovete chiedere alla moglie. Siete un fatto, per lì, pigli carta e penna e scrivo per piacere bello così, Pronto? E che mi interessa che è la radio? Sì, ma sto padre tuo, no? Ma che coraggio tieni, insomma, e ti mettere a te a telefono, no? A roba che mi parla noi. Mica sto padre tuo non sta buono che il cervello.
No, infatti sto parlando io, perché io ho la volontà e parlo io quando voglio parlare. Ci fa piacere, senti, posso dirci una cosa, ma visto che la patata è Annibale, che macchina ti ha regalato per i 18 anni? L'elefantino? Ah? Pronto? Sì, dimmi. Vabbè, state buona, capito? Sa rivale, state buono. Savaglione, vuoi fare a stronzolo qua. Posso devo fare la radio? Prego. Lasciami la un Mariella che è meglio. Ma sotto come ho? Tu dissi coppa la regandona, lo vuoi? Ma pure. Come? Pronto? Che mamma Piacenzo. La peruta. Che purtroppo, che è successo? Che è successo? È mobile, la peruta. Che dici? Ma pure. Ma chi sto dispone va? Sta musciaria, allora, chi sto dispone? Ma poi ci un numero per bene, no? Ma pure. La prima che fa? Ma ci ho letto Iannuzzo a Baiano. Senti, ma la rene su ma come io, no? Non rimane, se no questa pioggia ci troviamo solo a fame. Hai capito? O principio. Ah, c'è come io. Che se Baiano manca ci sa, oi. Ma che sai che vai a stamattina? Come si chiama? Iannuzzo. Pronto, Iannuzzo? Pronto, Iannuzzo? Sì. Buonasera, signore, sono Mastaniello, c'è Stancioletto. Chi siete? Ah, da voi. Signore, sono Mastaniello, o fravagatore, o muratore, come lo chiamate voi? Muratori, E allora stiamo venendo all'oca, la dei Baiano. Volevo capire, stiamo a sperone, che stiamo a dire. Volevo capire, ma onestamente, ma potremmo scaricare stasera? O a la mattina? Ma avete sbagliato numero? Un attimo che controlliamo, Fammi controllare. Allora. Avete sbagliato numero? Aspettiamo un momento. Un minuto che sto controllando. Allora, Iannuzzo Angelo, via Luigi Napolitano, Baiano. E che dovete scaricare? Allora, signor Tenga, 34 sacchetti di cemento coppo cane. Non ci aspettiamo, mio marito ha 86 anni. E che te capire, signor, te 86 anni? Poi si ha da fare la cappella, che ne so? La cappella la facete lui, la cappella. Scusate, non può provocare 86 anni. Ma saria, facciamo una... Ma saria, eri sicuro che avevo deciso. Ma scusate, 86 anni, che può fare? Ma Con tutto rispetto, ma amore di Dio, non si può dire, lei. Facciamo una cosa, si chiamava Bosco 3 Casa a Tonino Campanile. Tonino Campanile, che stai bene, allora. Questa roba buona, Ma pure. Ma gli cari poi. Frattanto saluta Ernestuccio Dolvi che ci sta sentendo, Un bacio, Ernesto. Pronto? Pronto? Aglioca, che sta moglie Tonino? La campana. Anche se rispondesse perché Tonino sta ubriaca e si stava facendo quei soliti. Ma chi è? Signor, buonasera, ci sembra la capapazziacca. Sono provocatore, buonasera, ma sta Buonasera. C'è stato lì? Avete chiamato già la tua parola? No, la prima volta, signor. Perché mi hanno attaccato il telefono, hanno chiamato lui volte hanno attaccato il telefono. Allora, mi scusate. Signor, allora. Ma usa mio marito? A Tonino, signor. Chiamatelo in coppo telefonino. Io mi chiamo coppo telefonino, signor. Ma volete pigliare questa ammacciata? Dici. Se va via carta e penna e si va a scrivere una ammacciata, signor, quando viene ci ha facito legge, chi le già sa tutto cosa. Ma voi chi siete? Nada voi, signor, sono provocatore, Mastaniello. Mastaniello? Volete scrivere su con il cellulare pure se no finisce nei soldi? Già scende a basso. Guarda signore, si aspetta, ma poi che scende da basso per Natale, come si tratta una mucciarina? Vabbè, lo dica a voce, ve lo ricordate? Allora. Come vi chiamate, però, Mastaniello? Da volta, Mastaniello e Giovanniello, stiamo a casa, signore. Ma io vi sanno buono, ma credete, vi sanno lontana. Allora, però che ammaccia, sono poca roba, poco bene ce lo decido, va bene? Allora, aderisce così, che riportiamo 34 sacchetti di giumenti, un quintale di nessuno, una spezza pacca, due sono pafus, una bastarinale, due scape sapere e neanche da stabile. Mi ricordate? Chiamate a mio marito in coppa telefonino, facetemi piacere. Signor, ma non ci capite, ma voi stiamo facendo il persone per me. Ma ma scusa, chiamalo. Voglio quando mi ha preso posizione, ma pigliò, scusate. Anche se poi sta facendo un rispondo, ma tu di chilo. Chiama pure. No. Sta chiamando nessuno, Scusate, tu non hai appena portato i mani del scena a basso. Si facevano un corto cesso, che il telefono si porta tutto va. Ma già fa pure. Ma io si può pure fare la pipì com'è? No. Però si può portare in tubato. Questo disco, dai.
Voglio fare l'urto per ciniamo, voglio, vieni un po' che ti chiamo allora, Ma sta ne a meditare? allora ci le prove, ci mettiamo presto. Ehi, Pronto? 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 Chi Pronto? Chi ci sta, Anselmo? Chi ci sta? Me lo passi, bello, siamo i navigatori. Chi è? Pronto? Fermo! Chi è? Ma sai chi sei? Essere un figlio di Anselmo, Anselmo, Piccirillo, E noi ci facciamo quando eravamo vogliono che Achille non era buono, eh? Ma ce lo passa, sì. Pronto? Ma chi è? Non c'è capito. Anselmo, come sta? Ma chi è? Non lo so. Anzi, tanto che hai fatto, si distribuisce una creatura e noi che ci pensiamo che tu un poco capisci a me. Ti ricordi quando pensiamo che è bambola, sì? Sei quattro scemi che sono. No, si ma tu. Ma tu, anzi. Ma poi mi senti stiamo tempo, voglio. Ma stai comunque manco oggi si è fravacato. I tappi su Radio Kiss Kiss.